24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. L'impegno assunto in Regione da Lega Nord e PDL per l'amministrazione del Veneto è quanto mai una certezza da portare avanti e che non deve risentire dei nuovi scenari politici nazionali. Questo quanto dichiarato da Luca Zaia nel dopogiunta a cui il Presidente si è soffermato anche sul nuovo governo Monti, augurandosi che la strada del federalismo sia perseguita per superare la crisi, ma anche per portare avanti il processo di ammodernamento dello Stato. Il Capo dello Stato dice che il federalismo non è più una scelta ma una necessità. Io penso che Mario Monti debba partire da questa dichiarazione, perché se si pensa di risanare le casse pubbliche pensando solo a manovre economiche e finanziarie faremo poca strada. La verità è che la vera manovra da fare è quella del federalismo e dell'autonomia. Un provvedimento di ingegneria finanziaria è stato adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'economia Isi Coppola per mettere a disposizione delle imprese venete risorse per quanto riguarda il sostegno a progetti di ricerca e innovazione. Insieme al Veneto Sviluppo, ha detto l'assessore, abbiamo deciso di mettere a disposizione tutte le risorse di questa legge, circa 10.200.000 euro, con un prodotto combinato. Una parte del finanziamento sarà a fondo perduto, coperta dalle risorse della legge numero 9. Una parte che si potrà abbinare farà capo al fondo di rotazione previsto dalla LR5 2001 per il sostegno a progettualità di ricerca industriale e sviluppo sperimentale gestito dal Veneto Sviluppo. Nel 2010 la Sanità Veneta ha erogato prestazioni in più rispetto ai livelli essenziali di assistenza nazionali, i cosiddetti extra LEA, per un costo complessivo di 119.615.000 euro. È un dato eccezionale, ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, del quale il sistema sanitario veneto va giustamente orgoglioso. Sono prestazioni aggiuntive che abbiamo erogato pur non disponendo dell'addizionale IRPEF e arrivando comunque ad un attivo di 12,5 milioni di euro nel bilancio sanitario 2010. Un segno di efficienza gestionale, ma anche di attenzione alle necessità dei cittadini e all'obiettivo di rispondere a bisogni reali, anche se non previsti dalla normativa nazionale. Nel nord-est si continua a morire sul lavoro. Secondo gli ultimi dati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, relativi ai primi 10 mesi del 2011, si registrano 64 morti bianche nel Triveneto. Il Veneto è in quarta posizione nella graduatoria nazionale per numero di vittime sul lavoro. Il Trentino Alto Adige ne registra 18, mentre il Friuli 8. Nella graduatoria provinciale, la maglia nera è andata a Bolzano con 12 vittime, seguita da Padova a 7, Belluno, Venezia, Vicenza con 6, Treviso 5, Verona, Gorizia e Pordenone con 3 vittime. Per quanto riguarda i settori, è sempre l'agricoltura a far emergere risultati più allarmanti, registrando un 40,6% di vittime. Un problema sentito anche nel settore delle costruzioni, con una percentualità di mortalità del 20,3%. Un'imponente evasione di 49 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato 29 imprenditori. Coinvolte 15 società operanti in Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata e Puglia e altre società con sede in Polonia ed una in Ungheria. Il meccanismo ruotava intorno a una fitta ragnatela di società cosiddette cartiere italiane dell'Est Europa, operanti nel settore della commercializzazione di pellet bancali che non hanno mai versato le imposte e che in alcuni casi sono risultate completamente sconosciute al fisco. L'attività operativa ha avuto origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di Zero Branco nel Trevigiano. La Brennero se ne va al mare. Autostrada Ferraro-Porto Garibaldi vince l'offerta di ATI con una concessione che durerà 43 anni, tutti particolari su industria e finanza.
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.